Io sono Elena e con Cattaneo, con la mia collega Camilla Campagnoli, co-gestiamo da qualche anno quella che fu e che è insomma la storica libreria milanese, in un angolo molto particolare in via Meravigli 18, dove via Meravigli incrocia Corso Magenta, che è un angolo molto particolare perché è un angolo che è stato sempre storicamente dedicato in qualche modo al commercio. Tra 800 e 900 era una trattoria. Abbiamo trovato delle fotografie molto belle di proprio gente che lascia la carrozza e entra per insomma appunto rifocillarsi. Dopo gli anni 50, quindi insomma diciamo in piena ricostruzione, dopo la ricostruzione diventa una cartolibreria, quindi servirà le scuole del quartiere. Moltissime persone che ancora adesso frequentano la libreria ricordano questa attività legata ai libri e alla cartoleria. Invece a metà degli anni 70, intorno, credo proprio esattamente nel 76, diventa libreria milanese. Pochi anni dopo la libreria diventerà anche casa editrice e per parecchi anni le due attività confluiranno in questo luogo. La libreria è dedicata ancora prevalentemente a Milano, poi c'è stato 4 anni e mezzo fa un piccolo sodalizio con una realtà più grande di una libreria indipendente, ovvero una piccola catena che si occupa anche di libri di arte, libri per bambini, di cucina e giardinaggio, per cui l'offerta è un pochino più variegata. Ciò nonostante però la libreria continua a funzionare come una libreria indipendente, cioè noi ospitiamo autori indipendenti che si occupano di Milano, di quartiere di Milano, di dialetto, di modi di dire, di romanzo storico, eccetera, e diamo un servizio al pubblico che è esattamente quello veramente del negozio all'angolo, del negozio sotto casa, tant'è che ci capitano cose molto, molto carine e simpatiche, per esempio bambini che vengono qui a comprare libri con i genitori ci portano la merenda, oppure appunto passiamo pomeriggi interi a sfogliare libri con bambini, ragazzini che hanno voglia di scoprire, capire che cosa vogliono leggere, piuttosto che invece raccogliamo storie molto più antiche, cioè di persone che a Milano hanno vissuto tutta la vita, che magari hanno vissuto anche, non so, i bombardamenti della città e ti raccontano di come veramente è cambiata nel tempo, e vengono qui a cercare foto d'epoca che ricordino la loro infanzia, oppure una Milano che non c'è più. Ci capita di raccogliere molte storie legate veramente alle biografie delle persone che attraversano questo luogo, e questa direi che è ancora un po' l'eccezionalità del posto, insomma.